Dalla bibliografia della maratona di lettura Il Veneto Legge 2020, per la sezione 12-18, curata dalla Biblioteca Comunale di Montebelluna, ho scelto questo libro, Etenesh, Odissea di una migrante, di Paolo Castaldi, edito da Becco Giallo di Padova, una casa editrice che si è specializzata nel racconto della realtà, con dei libri a fumetti che ci parlano della storia, sia con testi che con immagini, con dei disegni. Chi è Etenesh? Etenesh è una ragazza etiope che fugge da Addis Abeba, attraversa il Sudan, il deserto del Sahara, viene rinchiusa in Libia, viene sottoposta a violenze e a richieste di soldi e finché riesce a attraversare il Mediterraneo e a sbarcare a Lampedusa. È una storia vera, una storia dolorosa, difficile, che ha condiviso con altri, alcuni che come lei ce l'hanno fatta, altri invece no. Vi leggo poche righe dalla prefazione di Moni Ovadia. La storia di Etenesh in queste pagine si fa affresco dell'infamia del nostro mondo, che sacrifica all'egoismo dei privilegi le vite dei nostri simili, che hanno l'unica colpa di essere nati nel posto sbagliato. Buona lettura di Segni e Parole da Oreste Sabadin.